Elezioni regionali tra i temi della conferenza stampa della Premier Meloni, che sul nome del candidato del centrodestra rivendica il ruolo di Fratelli d'Italia, opzione da tenere in considerazione, dice, ma la Lega continua a spingere per la sua leadership. In Consiglio dei Ministri il governo impugna la legge della campagna che autorizza il terzo mandato per il presidente De Luca, ribadendo così lo stop anche a Zaia in Veneto. Clamorosa novità nel percorso ostacoli del Tribunale della Pedemontana. Il governo annuncia un imminente progetto di legge che porterà all'apertura del Palazzo di Giustizia bassanese. Un 21enne è finito in carcere a Verona, accusato di aver orchestrato il sequestro di un coetaneo seviziato dal branco la scorsa estate per aver denunciato le angherie subite dai bulli. Perde il controllo del mezzo pesante, distrugge le barriere di sicurezza del casello autostradale di San Giorgio di Nogaro lungo la A4, svincolo chiuso, tempi lunghi per la riapertura. Tragedia della strada a Bussolengo, l'auto con a bordo una famiglia di origini cinesi finisce fuori strada, morti 2 genitori di 31 e 32 anni, grave la bambina di soli 4 anni. Ha rubato uno smartphone in un locale di Venezia per poi chiedere il riscatto al proprietario, ma invece di ottenere il denaro un 24enne è stato arrestato per estorsione ed è finito ai domiciliari. Sorpresi a gettare 3 sacchi di spazzatura nella scarpata del torrente Fiorentina, Selva di Cadore, denunciati 2 turisti veneziani di 72 e 66 anni che hanno ammesso volevamo disfarci dell'immondizia prima di ritornare a casa. Buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale del Veneto in diretta inizia con la politica, con le elezioni regionali che sono finite all'interno della conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni, che ha risposto ad una domanda sul futuro candidato alla presidenza del Veneto, sottolineando il ruolo di Fratelli d'Italia. Ne parleremo con gli alleati, dice la Premier, ma in Veneto la Lega continua a rivendicare la guida della regione come la linea del Piave. Io penso che quella di Fratelli d'Italia sia un'opzione che deve essere tenuta in considerazione, ovviamente. Le elezioni regionali in Veneto e le tensioni tra partiti della maggioranza irrompono nella conferenza stampa di Giorgia Meloni, che rimarca la volontà già espressa localmente di Fratelli d'Italia nel rivendicare la presidenza di Palazzo Balbi. Della questione, continua la Premier, si sta già parlando con gli altri leader del centrodestra e si stanno valutando le condizioni nelle diverse regioni. Ci saranno diverse elezioni regionali ampie quest'anno, importanti, delicate, e quindi noi abbiamo già cominciato a parlarne con Matteo Salvini, con Antonio Tajani, con gli altri, e continueremo a farlo. Se a Roma si discute, in Veneto le rivendicazioni di Fratelli d'Italia sulla guida della regione continuano ad essere rifiutate dalla Lega. Così Mario Conte a Focus. Io rappresento 560 sindaci veneti che da sempre hanno i conti in ordine, quindi c'è una cultura amministrativa importante. La stragrande maggioranza di questi sindaci sono marchiati Lega, perché più di 200 sindaci in Veneto sono leghisti, e credo che questo sia un marchio di qualità e soprattutto un peso specifico politico importante da portare al tavolo della trattativa, tant'è che ci sentiamo forti di pretendere e chiedere a gran voce che la guida della Regione Veneto rimanga in casa Lega. E al di là di quelli che sono i termini della discussione romana, le prossime regionali sono viste dal Carroccio Veneto come la linea del Piave. Per noi è una questione di vita o di morte, è per questo che noi diciamo che siamo pronti anche alla corsa solitaria, perché per la Lega e per la Liga la partita del Veneto è fondamentale per il futuro dell'esistenza del nostro partito in Veneto, ma credo che l'esistenza e la forza di una Liga veneta sia fondamentale anche per la tenuta del governo. E mentre le parole di Giorgia Meloni sembrano escludere l'ipotesi di uno slittamento del voto alla primavera 2026, è certo che il governo impugnerà la legge della Campania sul terzo mandato, con le ripercussioni che questo avrà anche sul Veneto e di desiderata della Lega e Luca Zaia. Di fine di un ciclo politico parla il segretario Dem Martella. Non ci potrà essere un altro mandato per Zaia e si aprirà un nuovo ciclo politico, anche perché questo è esaurito e si sta esaurendo anche piuttosto male. Il prefetto Vittorio Rizzi, già dirigente della squadra mobile di Venezia, attualmente vice direttore dell'AISI, Agenzia Informazione e Sicurezza Interna, ai vertici dei servizi segreti. È stato infatti nominato a capo del DIS al posto della dimissionaria Elisabetta Belloni, l'annuncio nel corso della conferenza di inizio anno della presidenza del Consiglio Meloni. Il presidente Zaia si è complimentato con lui, i nostri migliori auguri di buon lavoro, ha detto. Il Veneto ha avuto modo di conoscere bene l'operato avendo ricoperto per
lungo tempo l'incarico di capo della squadra mobile di Venezia in un momento particolarmente complesso. C'è una clamorosa novità sul percorso ad ostacoli del Tribunale della Pedemontana. 2 sottosegretari danno notizia di un imminente progetto di legge che porterà all'apertura del Palazzo di Giustizia di Bassano del Grappa. Dal Ministero via libera al Tribunale della Pedemontana. Nei prossimi giorni infatti il Governo presenterà un testo di legge che prevede la riapertura delle sedi giudiziarie chiuse nel 2012 e l'istituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana con sede a Bassano del Grappa. Quello che annunciamo oggi è un risultato storico rispetto al passato e consentirà di erogare in modo migliore il servizio della giustizia in un territorio con un PIL tra i più elevati in Europa. Arriva così, dalla voce del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, la notizia che 3 province, 500.000 di abitanti e un numero notevolissimo di aziende aspettavano da tanto tempo ormai. Il Tribunale della Pedemontana non è più solo un faldone sul tavolo di qualche ministro, ma una strada da seguire. Lo ha annunciato in Senato il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, rispondendo a un'interrogazione del senatore vicentino Pierantonio Zanettin sul tema del Tribunale bassanese. Il provvedimento di Zanettin prendeva spunto infatti da un'ispezione effettivamente avvenuta qualche mese fa da parte del personale del Ministero proprio negli spazi del Tribunale cittadino. Effettivamente il Ministero ha svolto un sopralluogo presso la cittadella giudiziaria nei locali indicati dall'amministrazione di Bassano del Grappa e resi effettivamente disponibili come sedi di una possibile futuro ufficio di nuova circoscrizione giudiziaria. Insomma, il sopralluogo c'è stato ed è servito per capire se gli spazi siano adeguati. Ma c'è di più. Il governo fa sapere che c'è un progetto in ballo ed è un progetto rivoluzionario. L'atto di sindacato ispettivo offre l'occasione infatti per annunciare la presentazione a stretto giro di posta da parte del governo di uno schema di disegno di legge che prevede una revisione di quella che riteniamo politicamente essere stata l'infausta stagione della revisione della geografia giudiziaria, con la riapertura di alcune sedi soppresse rispetto alla riforma del 2012. Ricapitolando, Bassano appare come una sorta di progetto pilota in un disegno di legge che vedrà la luce entro breve e che andrà a ripristinare i crateri lasciati dalla riforma della giustizia di qualche anno fa. L'attenzione del Ministero della Giustizia è massima e consentirà di dare le migliori risposte alle richieste di efficienza del servizio di giustizia che vengono da diversi territori, oltre a evidentemente Bassano del Grappa. Siamo alla cronaca, sequestro di persona e tortura in concorso con più persone ai danni di un altro ragazzo. La Polizia di Stato di Verona ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 21enne che la scorsa estate avrebbe orchestrato sequestro e sevizie di un coetaneo che aveva deciso di denunciare le continue angherie di un gruppetto di bulli. Il branco ha reagito con una spedizione punitiva. Il ragazzo era stato sequestrato e condotto nelle campagne del Veronese, in zona Valpolicella, dove era stato frustato, bastonato e seviziato. Già lo scorso anno 5 giovani erano stati arrestati e processati per questi fatti. Attenzione, siamo a San Giorgio di Nogaro in A4. Un camion ha distrutto il casello. Secondo una ricostruzione fornita dalla concessionaria, un mezzo pesante in uscita dalla rotatoria della strada provinciale per cause che sono ancora in via di accertamento. Nella manovra d'ingresso al casello ha divelto con il proprio rimorchio le barriere di sicurezza. Dove è avvenuto questo incidente intorno alle 10 di questa mattina, vedete che stanno già operando sul posto il soccorso insieme ai tecnici dell'autostrada Alto Adriatico. Il casello chiaramente si tratta dell'entrata che da Porpetto porta, anzi San Giorgio di Nogaro, scusate, a livello geografico autostradale, porta verso l'autostrada che attualmente è chiuso. Secondo una prima ricostruzione raccolta sul luogo del sinistro, il mezzo pesante in uscita dalla rotatoria che collega la variante di Villalta al casello, una volta sulla pista di destra ha perso il controllo, reso ingovernabile forse da qualche problema di natura meccanica, sarà comunque la perizia a stabilire le reali dinamiche, abbattendo lo spartitraffico che divide l'ingresso riservato ai clienti Telepass a quello manuale, la colonnina di rilevamento del Telepass e le barriere, fermandosi a pochi centimetri dal colonnato centrale.
centrale della struttura autostradale. L'autista in evidente stato di shock è sceso autonomamente dal mezzo senza dover ricorrere alle cure mediche. Non ci sono state altre persone o mezzi coinvolti. La concessionaria Autostrade Alto Adriatico ha subito chiuso l'accesso in entrata, mentre quella in uscita aperta regolarmente. Una volta rimosso il trattore stradale sono iniziate le opere di pulizia del materiale distrutto rimasto sull'asfalto per riaprire al più presto l'arteria per contenere i disagi alla circolazione. Un nodo fondamentale di collegamento diretto su gomma tra la zona industriale a Ossacorno e il vicino Porto Nogaro con il porto di Monfalcone, in particolare per il trasporto delle brame, che evita il transito dei mezzi pesanti lungo la statale 14. La concessionaria spera di riaprire almeno la pista di destra, quella meno danneggiata, nel corso della notte. Siamo a Bussolengo, nel Veronese, dove 2 persone sono morte nella fuoriuscita della loro auto lungo la strada regionale 11. La vettura sarebbe uscita di strada autonomamente senza il coinvolgimento di altre automobili. Sul posto i soccorritori del 118 con gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. Le vittime sono 2 genitori di origine cinese. Il grave incidente poco prima della mezzanotte. L'uomo e la donna, rispettivamente di 32 e 31 anni, sono morti sul colpo nello schianto della loro auto che, uscita di strada, è andata a sbattere violentemente contro un albero. Ferita gravemente la figlia di 4 anni che si trovava sul sedile posteriore. La piccola è stata estratta dall'auto, portata dai sanitari del SUEM 118 a Verona. Si trova all'ospedale Borgo Trento. Ancora la cronaca, ha rubato uno smartphone per poi chiedere il riscatto al proprietario, ma invece di ottenere il denaro è finito agli arresti domiciliari. Un veneziano ha dimenticato per pochi secondi il cellulare sul bancone di un ristorante lagunare e quando è tornato non c'era più. Ci è voluto poco per capire che fine avesse fatto. Chi l'ha rubato, un 24enne, si è infatti fatto vivo poco più tardi, dicendogli che per riaverlo avrebbe dovuto pagare la modica cifra di 500 euro. Data e luogo gli sarebbero stati comunicati in un secondo momento. A quel punto la vittima, fingendo di accettare le sue condizioni, si è rivolta invece ai carabinieri, che si sono presentati insieme a lui il giorno dell'appuntamento, pochi giorni prima di Natale. I militari della stazione San Marco con i colleghi di Venezia Castello hanno così assistito alla scena e arrestato il 24enne in flagranza con l'accusa di estorsione. Una volta convalidato l'arresto, per lui sono scattati gli arresti domiciliari. Siamo nel Vicentino, infastidito dal cane del vicino, un 37enne ha minacciato il proprietario con un fucile che deteneva illegalmente. Il continuo abbaiare di un cane è stato all'origine di un acceso diverbio verificatosi la sera dell'Epifania a Grumolo delle Abbadesse. La lite ha coinvolto i proprietari dell'animale e un vicino di casa, un 37enne italiano. L'uomo, infastidito dai latrati, ha imbracciato una carabina priva di numero di matricola e detenuta illegalmente, minacciando il padrone del cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Camisano Vicentino che hanno proceduto alla denuncia per minaccia aggravata e detenzione illegale di arma comune da sparo. Il fucile è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Il litigio fortunatamente non è degenerato con spari né danni a persone o cose. Era ricercato in Spagna un nigeriano, è stato fermato e arrestato mentre stava uscendo dall'Agenzia delle Entrate di Padova. Voleva sistemare la sua posizione con l'erario, quello che è riuscito però a regolare è stata la sua posizione con la giustizia, visto che è stato arrestato dai carabinieri mentre era in coda all'Agenzia delle Entrate. In carcere un 39enne nigeriano residente nel Ferrarese, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità spagnola. L'uomo è stato arrestato in via Turazza a Padova dopo essere stato all'Agenzia delle Entrate per il disbrigo di alcune pratiche. Interrogando la banca dati è scattato l'allert e così i carabinieri hanno aspettato che uscisse dagli uffici per bloccarlo. Il 39enne nigeriano è stato portato in carcere a Padova in attesa che la procura avvii la procedura di estradizione in Spagna, dove l'uomo dovrà scontare una pena di 3 anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Palma di Mallorca nel 2019. Ascolto e cortesia migliorano la cura, rispettiamoci, è lo slogan scelto per la campagna di sensibilizzazione contro la violenza verso gli operatori sanitari. Andiamo a Padova.
1.800 aggressioni in Veneto da gennaio a settembre 2024, una tendenza in aumento rispetto al 2023. C'è timore tra gli operatori sanitari della regione, esposti ai rischi legati a una crescente tensione con i pazienti che spesso sfocia in vere e proprie aggressioni. Da eroi, come simbolicamente ricorda il murales di Wonder Woman che dal 2020, l'anno del Covid, campeggia davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, a soggetti spesso incolpevoli di carenze del sistema, a partire dalle attese per le cure al pronto soccorso o per una visita. Da qui l'idea che l'azienda ospedaliera di Padova porta all'attenzione di tutti attraverso una campagna di informazione e comunicazione al via. Questo cartello sarà diffuso in forma capillare nei pannelli luminosi del pronto soccorso centrale e dell'ospedale Sant'Antonio, nelle sale d'attesa, nei reparti, nel sito e via social. Ascolto e cortesia migliorano la cura, rispettiamoci, l'invito è rivolto a tutti. Un cartello che racconta una storia. Non è un disegno qualsiasi quello scelto, ma la riproduzione di un quadro regalato al direttore generale Giuseppe Dalben da una paziente trapiantata. Un'operatrice sanitaria, medico, infermiere, OSS, quella ritratta con il camice verde e la mascherina viola, una farfalla tatuata sul braccio e una che simbolicamente vola. È la farfalla della gentilezza, balsamo per il dolore di chi soffre ed è malato, ma anche per chi nel sorriso di una persona guarita o sollevata da quel dolore si sente ripagato di fatiche e stanchezze. Ancora la sanità con i nuovi codici delle prestazioni comunicati senza preavviso che stanno mandando nel caos il lavoro dei medici di famiglia. Il loro appello: la Regione smetta di ignorarci e si confronti con noi. Si aggiornano i codici delle prestazioni e in Veneto si scatena il caos, in particolare negli ambulatori dei medici di famiglia, avvisati solamente il 30 dicembre della modifica. Sarebbe uno strumento utile perché correla e uniforma tutte le voci delle prestazioni che nel Veneto possono essere eseguite e richieste. Ed è uno strumento anche di monitoraggio importante, perché noi possiamo con i codici seguire esattamente dalla domanda, dalla richiesta del medico all'esecuzione della prestazione, solo che è stata assolutamente buttata lì fra capo e collo, senza nessuna preparazione, senza nessuna informazione, ma soprattutto senza nessuna sperimentazione. E non è la prima volta che noi abbiamo problemi grossissimi in ambito informatico con la Regione Veneto. Con il risultato che i medici già oberati si ritrovano in ulteriore difficoltà e come sempre a rimetterci al paziente. Dobbiamo andare alla ricerca dell'equivalente di quella prestazione, guardando in internet, cercando di capire il codice a cosa corrisponde, e spesso succede anche che noi digitiamo correttamente, la maggior parte delle volte non è sempre così, la maggior parte delle volte le cose vanno bene, ma cosa succede? Che colui che presta l'opera, il laboratorio periferico, lo specialista, col suo gestionale non riesce a leggere quella nostra ricetta, quella nostra prestazione, perché il software non riesce a interpretarlo. Cosa vuol dire? Che non è stato preparato il terreno, e la cosa non è soltanto burocratica, ma si ripercuote clamorosamente sulle persone che curiamo, perché liste d'attesa, andi rivieni, ti faccio una ricetta, mi hanno detto che è sbagliata, ma non è sbagliata perché il codice è sempre lo stesso, ma lui non riesce a leggerla. È insopportabile, rincara Scassola, come la Regione continui a ignorare la collaborazione con la medicina generale. È evidente che c'è bisogno di riorganizzare il territorio, però sono mesi che noi non veniamo convocati. Ci siamo fermati sul discorso del personale, e sul personale dobbiamo avere le idee chiare e dobbiamo andare avanti nell'incontrarci. Io credo che sia possibile incontrarci, sia possibile trovare una soluzione, perché lo esigono le persone che curiamo, le famiglie, le esige anche la differenza territoriale che noi abbiamo. Non è la stessa organizzazione in centro città a Padova o a Venezia, non è la stessa cosa a Torreglia, a Spinea o a Montebelluna. Dobbiamo creare in Veneto un'organizzazione nuova, malleabile, che vada incontro alle esigenze vere della popolazione. Siamo a Venezia con l'incontro importante di domani. Il destino è quello del Fondaco dei tedeschi, rappresentanti della società e sindacati.
dopo aver aspettato circa un mese, attendiamo delle risposte positive su questa vicenda che ormai sta turbando il sonno di diversi lavoratori e di diverse lavoratrici, lavoratori e delle famiglie del veneziano. L'appuntamento è alla sede della Confcommercio. Sul tavolo c'è il futuro dei 226 dipendenti diretti del Fondaco dei tedeschi. Dopo aver ascoltato le risposte dell'azienda alle richieste dei lavoratori, i rappresentanti sindacali terranno all'uscita una sorta di assemblea per illustrare la posizione che arriva da Hong Kong, sede di DFS, la società che ha in gestione i negozi del Fondaco, a sua volta controllata da LVMH, una multinazionale con sede a Parigi che controlla quasi 2/3 del mercato della moda e del lusso a livello globale. Abbiamo chiesto eventualmente all'azienda cosa vuole fare negli indennizi economici, sulla ricollocazione, sulla formazione, e per noi è fondamentale domani una risposta. Domani cercheremo di mettere al tavolo tutte le nostre forze, noi siamo in stato di agitazione e speriamo che questo non ne consegua con delle giornate diverse rispetto all'incontro di domani. La prospettiva, se le cose dovessero precipitare, è lo sciopero già paventato nell'assemblea che dichiarò lo stato di agitazione il 19 dicembre. Ma oltre ai dipendenti diretti c'è la preoccupazione per il futuro degli oltre 120 lavoratori in appalto, il cosiddetto indotto, al momento esclusi dalle trattative, che portano a 350 le persone complessivamente coinvolte dalla chiusura del Fondaco. Tra i lavoratori indiretti più attivi in queste giornate ci sono gli addetti al magazzino di Quarto d'Altino. Per 2 volte hanno promosso un sit-in davanti al Fondaco e saranno presenti a manifestare anche davanti alla sede di Confcommercio. Colti in flagranza di reato mentre si liberano di 3 sacchi della spazzatura grandi gettandoli in una scarpata del torrente Fiorentina. È accaduto la mattina del secondo giorno del nuovo anno in comune di Selva di Cadore. A notare la coppia di uomini rispettivamente di 72 e 66 anni, entrambi della provincia di Venezia, il personale del distaccamento sciatori della Polizia di Stato in transito sulla provinciale numero 20. I 2 fermati dai poliziotti hanno ammesso candidamente di volersi disfare proprio in quel luogo dell'immondizia prima di tornare a casa. Nel veneziano la coppia è stata denunciata per abbandono di rifiuti ai sensi del codice ambientale. E torniamo a Padova ora per parlare di turismo, una crescita esplosiva, maggiore a Natale e Capodanno e un grande aumento dei pernottamenti in città. Comparato con gli stessi mesi del 2023, il flusso di turisti a Padova nel dicembre 2024 ha avuto un andamento ancora più positivo e in crescita. Aumentano i visitatori e i pernottamenti con picchi raggiunti nei giorni del 23 e 24 dicembre nella notte di Capodanno. I numeri sono il frutto dell'analisi dei dati resi disponibili ad APS Holding da alcune compagnie telefoniche basate sulle reali rilevazioni delle celle presenti nelle nostre città. Una metodologia diffusa per analisi di questo tipo che assicura un'oggettiva fotografia dei flussi in entrata in un determinato territorio. Nel 2024 abbiamo avuto un più 7% di presenze rispetto all'anno precedente, visto che questa metodologia già la stavamo utilizzando da qualche anno. Quindi un numero significativo che testimonia come si stia andando nella direzione giusta con operazioni di marketing territoriali che portano sempre più persone a visitare la città di Padova. Ormai è una città d'arte che è tra le più importanti, a fianco ovviamente alle mete classiche italiane. Un inverno d'oro per il turismo padovano, anche se calano i turisti che arrivano dall'Italia, ma è compensato dall'aumento di arrivi dall'estero, soprattutto nel mese di dicembre. Le visite per il solo ultimo giorno dell'anno sono aumentate del 39,6% rispetto al 2023. Il Natale che appena trascorso è stato un Natale assolutamente positivo, perché in questo caso, oltre ad essere aumentate le visite rispetto all'anno scorso, oltre il 7% anche in questo caso, sono aumentati sensibilmente anche i pernottamenti con un più 9%. In particolare questo afflusso di persone è stato trainato dalla crescita molto sensibile dei visitatori dall'estero, il che testimonia come Padova sia sempre più conosciuta anche al di fuori dei confini nazionali. Il picco si è avuto nella notte di Capodanno, dove c'erano oltre 30.000 visitatori presenti in città in quella sera, e sicuramente anche l'evento che abbiamo organizzato in Prato della Valle è stato un ottimo traino per portare persone a Padova, che è un nostro grande obiettivo, perché tutto questo comporta dei benefici per tutto l'indotto economico. Con queste immagini ci fermiamo, è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. Come sempre dopo i telegiornali c'è il meteo. Arrivederci.
Italia.